lei ci metteva l'anima dentro, lei ci metteva tutto e questo si vedeva, si percepiva, ma si percepiva anche quando lei stava, voglio dire, parlava, stava con noi, cioè si capiva era una donna che ci metteva l'anima. Mimì era una persona stupenda, una persona meravigliosa, grande sensibilità, grande voce. Ho chiamato dei grandi musicisti che hanno fatto la storia di Mimì Martini e questa sera sono qui. Alla chitarra Massimo Luca. Al basso Gigi Cappellotto. E alla batteria Andy Surdi. E poi la luna verrà, sarà una stella che sa di neve e quasi luce farà da questa parte del mondo dove vivo io. Vivo io, vivo. Durante il giorno c'è già è un'ombra chiara che sembra un velo, aspetta l'oscurità per regalarsi ad un cuore solo come il mio, come io sono. E poi la luna entrerà nel cielo della mia vita, come di solito fa. E nel silenzio potrò abbandonarmi alla luna, la luna che mi prenderà e amore sarà. La luna mi conquisterà e amore sarà, perché la luna è così. Un po' lunatica, un po' ruffiana, ti dice sempre di sì, ma cambia faccia ogni settimana ed è lì, sempre sola, sola. Cielo della mia vita, con quella voce che ha, con quella voce arrabbiata.
Che meraviglia! Posso dire una cosa? No, una brevissima cosa. Al di là della validità di questa operazione musicale che tu stai portando avanti, ci sono dei particolari che non vanno secondo me trascurati, e cioè quelli all'americana. Tu all'americana hai portato a collaborare con te dal vivo e quindi a conoscenza di chi sta lì a sentire il concerto, musicisti che hanno sempre lavorato dietro le quinte e che tutti hanno detto che bella sta chitarra, chissà chi l'ha suonata. Bravo, stanno vero, là, eccoli, finalmente hanno dei Mi ha dato volti. risalto. Musicisti straordinari, Assolutamente come sì. Cappellotto, come Gigi Andy Cappellotto. Surdo. Guarda, questa canzone, appunto La Luna, è una canzone che io avevo scritto intorno al 94, proprio su invito di Mia Martini, la quale era un periodo che ci vedevamo spesso. Devo dire che poi io ogni cosa importante che ho fatto nella mia vita, anche di artista, di cantante, l'ho sempre incontrata e mi ha sempre portato fortuna, come ho spiegato quella sera lì. Certo. E allora poi tutto quello che è successo mi ha lasciato molto perplesso intorno alla sua figura, ma soprattutto quando lei aveva scoperto che io cominciavo a scrivere le canzoni per lo Zecchino d'Oro. Allora, in una maniera dolcissima, mi ha detto: senti, adesso che scrivi per lo Zecchino d'Oro, sei pronto anche a scrivere per me. Bellissimo. Sì. Bellissimo. Io non ho mai scritto le parole delle canzoni, perché ho sempre avuto piacere di collaborare con gente che mi sembravano più belle le loro delle mie, scrivo le musiche, ma lei ci teneva molto, aveva un progetto sulla Luna, tutte canzoni dedicate alla Luna, e mi ha chiesto di scrivere una canzone inedita, e questa è la canzone che purtroppo lei non ha potuto cantare. Io la presentai, non ti dico in che stato emotivo, una serata a Bagnara Calabria, in occasione di una serata a lei dedicata. A Bagnara, proprio a Bagnara. Proprio a Bagnara Calabria, dove c'era Gragnaniello, Franco Simone, Loredana, insomma tutti i personaggi a lei vicino, e siccome si sapeva insomma che io facevo parte degli autori che lei aveva scelto, andai a cantarla, ma in realtà la suonai, perché dopo le prime strofe non ce l'ho fatto più. Poi proprio in quell'occasione, qualche anno dopo, mi hanno ridato il provino che io avevo dato a lei, e la cosa bella è che Falagiani, che avrebbe dovuto arrangiarla all'epoca, ha realizzato questa versione, e io ho detto: la facciamo, ma a una condizione, perché io a me interessa ricordare questa grande figura, insomma, che è e che sarà sempre Mia Martini. E allora ho pensato che la cosa migliore fosse quella di invitare a suonare in questa canzone, e solo in questa canzone, i musicisti che hanno portato Mimì nel mondo. Esatto. Pensate che Cappellotto, Andy Surdi, Baldan Bembo, anche, che non ha potuto venire quella sera, hanno portato Mimì all'Olimpiadi di Parigi, dove lei ha cantato poi con Aznavour. E allora questa canzone, poi sono uniti il suo grande produttore, che è Giovanni Saint-Just, che per intenderci è quello che aveva già scoperto 17 anni prima Almeno tu nell'universo, e che poi invece è stata la condizione per tornare a produrre Mia Martini, e di conseguenza La Luna, inserito in questo doppio album CD fortissimissimo, Franco Fasano, con tanti grandi altri successi naturalmente, da Io Amo, da Regalami un sorriso, che è scritto per Drupi, da Colpevole, che è una storia particolare. Perché adesso? Sì. Ecco, pensate che Colpevole, un'altra delle mie canzoni che ha partecipato al Festival di Sanremo, quell'anno, in un'interpretazione straordinaria di Nicola Rigliano, ha vinto proprio il premio della critica Mia Martini, ed è proprio per questo motivo che ho voluto inserirla in questo album. E devo dire che l'arrangiamento che aveva fatto Gianfranco Lombardi era difficile rifarlo, ma soprattutto non potevo usare quella tonalità, perché Nicola aveva una timbrica molto particolare, e poi aveva un mondo jazz molto, molto ben preciso. Allora ho invitato Danilo Madonia, anche lui aveva fatto parte della mia storia artistica, arrangiando completamente un album nel 94, e lui ha scelto questa canzone, e credo che sia uno degli arrangiamenti più internazionali di questo album. Io adesso ve la faccio ascoltare. Bene. Amici di Mille Voci, immaginate Franco una Fasano, big band. Colpevole.
colpevole di averti incontrata. Non so neanch'io perché, colpevole di un palpito che mi ha toccato nel profondo, colpevole di averci provato con quello sguardo in più, piacevole il sintomo di abbandonarmi insieme a te. Ma perché questa vita non è mai come la vorresti tu? Perché invece adesso non è più lo stesso senza te, senza di te, colpevole di averci pensato, ma aver tenuto tutto dentro, colpevole o debole per non averti ancora qui. Ma perché questa vita non è mai come la vorresti tu? Perché invece adesso non è più lo stesso senza te, senza di te, colpevole di averti incontrata. Non so neanch'io perché, colpevole di averti qui, di averti detto ancora sì, colpevole di averti qui, di averti detto ancora sì. Franco Fasano! Colpevole! Bella, bellissima. Questo accordo poi finale dice tutto. Grazie Franco. Che fai, resti con noi Franco? No, sì, non puoi, devi andare. Però torno. Va, ma torna. Anche perché vi voglio parlare di un'altra persona che ha segnato anche un po' la mia crescita artistica, la collaborazione con Bruno Lauzi. Oh, grande Bruno. Applauso Bruno Lauzi, ragazzi. La prossima volta. Che sarà tra pochissimo, fra qualche puntata di Mille Voci. Un applauso e un bacio a Franco. Grazie a Franco Fasano.